Ferdinando Bruni. Siamo alle Padovanelle a Padova, all'ippodromo, per parlare di attacchi con Ferdinando Bruni, che è responsabile del dipartimento nella Cesevento. Ne abbiamo vicini due di molto diversi. Vogliamo spiegare per chi non conosce questa disciplina di cosa stiamo parlando? Bene, parliamo di attacchi sportivi. Qui abbiamo una carrozza, una replica di una Spider Phaeton attaccata ad un cavallo, guidata da una driver, una gentile signora, con a bordo un'altra gentile signorina che fa da groom, quindi entrambi costituiscono con il cavallo l'equipaggio di questa divina. Da questa parte viene una cosa davvero molto diversa. Ringrazio chi fa le riprese perché prendo delle persone che si chiama Lisa, le prendo sempre al volo, volontari, mica tanto insomma. Qui invece abbiamo una pony attaccata ad uno spider. Venga da questa parte, Ulito, lì abbiamo in fondo, venga da questa parte. Siamo in diretta, come se non si è capito, siamo in diretta sulla pagina di Pisa Veneto. Una giovanissima driver con il suo istruttore. Cioè il papà, no, l'istruttore. Sorrideva in maniera... Loro rappresentano la Lombardia, l'Emilia Romagna, mentre voi il Veneto. Ecco, siamo qui alle Padovanelle, ci sono questi attacchi perché cosa si è disputato fra ieri e oggi? Cosa c'è stato? Vogliamo dirlo? C'è stata la Coppa delle Regioni ed il campionato italiano di combinata, cioè una competizione che prevede una prova di dressage di addestramento che si è svolta ieri ed una prova di ostacoli coni che potete vedere ancora in campo, che si è svolta oggi. Emilia, signora? Sì, Emilia. Veneto, Lombardia. E abbiamo tutto quanto il nord Italia. Bene. Come è andata? È andata molto bene, abbiamo avuto oltre 80 partecipanti, moltissimi giovani, giovanissimi, di questo dobbiamo ringraziare i nostri istruttori. C'è un altro pony, ha detto venga avanti, venga da questa parte, grazie. L'altro pony è bello vedere anche i bambini che partecipano. Io pensa, non si aspetterebbe magari che con le carrozze, uso questo termine, ci siano anche i bambini che partecipano. Equipaggio che arriva da dove? Lombardia. È la Lombardia raddoppia. No, ma dà il senso anche della partecipazione, cioè, e delle età diverse delle persone che partecipano. Quindi questo vuol dire che anche i giovanissimi si avvicinano a questa disciplina. Anche perché lo stiamo facendo assolutamente a caso, quindi non è che sia una cosa organizzata, preparata. No. L'importanza di queste carrozze molto belle, devo dire, davvero spettacolari, che caratteristiche devono avere? Lisa è bravissima a fare l'operatrice, ci sta... Intanto sono carrozze costruite per essere attaccate ad un solo cavallo, quindi esistono anche delle carrozze che forse vedremo dopo. Sono carrozze da gara o carrozze che poi girano anche per il piacere di girare? Possono fare sia la gara che le passeggiate. Sono carrozze moderne che sono repliche di carrozze vere. Hanno, come potete vedere, anche i freni a disco per una maggiore sicurezza e una maggiore tranquillità. L'abbigliamento, vedo tutti elegantissimi. L'abbigliamento è tipico, consono del mondo degli attacchi, del guidatore in carrozza. Ripeto, uno che non conosce questa disciplina non lo sa, per cui cerchiamo di parliamo raccontare anche... sempre perché, ripeto, capo coperto, guanti... Sempre capo coperto, rigorosamente. Frusta rigorosamente in mano. Ecco, meglio. Una donna con la frusta, due vestiti è pericoloso, ma a parte questo, quindi, capo rigorosamente coperto e guanti. Guanti e frusta in mano. E frusta in mano. Certo, perché la frusta, che se ne possa pensare, non serve per punire, ma serve per dare indicazioni al cavallo, in quanto il driver non è un cavaliere che dispone delle gambe per trasmettere le proprie indicazioni al cavallo, ma le trasmette attraverso. Uno che vedesse per la prima volta quest'oggi questa disciplina, abbiamo anche un treno che passa vicino e volesse conoscerla. È facile trovare luoghi dove potersi basta avvicinare. Andare sul sito della Federazione Sport Andiamo, diciamo guardando Lisa. Sì, sul sito della Federazione Italiana Sport Equestria, alla disciplina degli attacchi, e lì poi si possono trovare tutte le indicazioni necessarie per trovare dei centri dove potersi avvicinare. Grazie mille, con questo ringrazio Lisa, Grazie ringrazio il responsabile del dipartimento e faccio l'invito, come di consueto, condividete questi video perché servono per fare conoscere a chi non è di questo mondo che cosa c'è
nel mondo dell'equitazione. Tanti vostri amici su Facebook amano i cavalli, tanti magari non li conoscono, tanti conoscono la disciplina, non ne conoscono le altre. Se condividete, grazie.